Ma tu lo sai che esiste il percorso dei murales? Vieni con me che te lo mostro. La rappresentazione degli antichi mestieri e della vita contadina di un tempo prende vita su queste mura, attraverso opere che parlano al cuore. Benvenuti nel Sentiero dei Murales, dove ogni angolo racconta una storia. Mi trovo ad Alvesi di Nogaroli, in provincia di Vicenza, un angolo rilassante e collinare che regala una bella vista sulle piccole Dolomiti. Ogni passo lungo questo percorso ti riporta indietro nel tempo, tra le bellezze nascoste di un passato non troppo lontano. I murales sono tanti, disseminati lungo il cammino. Non è un percorso difficile, ma è poco segnalato, quindi se vuoi vivere questa esperienza ti consiglio di avere la traccia. Si parte dalla chiesa di Alvese, dove il murales La Scuola ci racconta com'era la vecchia scuola del paese. Camminando per circa 7 km ti troverai immerso in un viaggio indietro nel tempo. Ti sorprenderanno le caratteristiche contrade, i panorami mozzafiato, le fontane di acqua fresca di un'altra epoca, le case di una volta e soprattutto i murales, vere e proprie opere d'arte. La cantina, perché un buon bicchiere di vino non mancava mai nella tradizione. Le carbonare, l'arte di fare il carbon. La casara, il cuore del caseificio del paese. La lissia, il lavoro delle donne e la pazienza nel lavare i panni. E il scarparo, il maestro che realizzava scarpe su misura per le famiglie. E poi ci sono i cerchi, che raccontano giochi semplici, e il filò nelle stalle, una tradizione che riuniva le famiglie attorno a ciacole, preghiera e lavoretti manuali. Questi sono solo alcuni dei murales che troverai lungo il percorso, in un contesto naturale che sa di storia e di memoria. Trovi qualche info utile in descrizione e mi raccomando, non lasciare rifiuti lungo il cammino. Salva questo reel e seguimi per altri itinerari da scoprire.